Interrompiamo le trasmissioni per, come potete vedere, immagini che vi giungono da Cormons, edizione straordinaria del nostro telegiornale, per documentarvi l'avvenimento dell'anno in questa estate calda 2017, il matrimonio tra Giorgio e Petra che si sta per consumare tra qualche istante. La sposa sta entrando in questo momento all'interno della sala civica del Palazzo Comunale, eccola, sorridente. Ed ecco lo sposo, pronto a riceverla, bacio di rito prima dell'inizio della cerimonia civile che sarà officiata dal già sindaco di Cormons. Ecco momenti i preliminari prima dell'inizio della cerimonia. Tra poco cederemo la linea per sentire con voi quello che accade. Ecco Cocut inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere che sta ultimando. Ci dicono che è quasi tutto pronto, siamo in attesa di avere il via libera da parte della regia. Ecco il pubblico, amici e parenti già pronti, si sta per iniziare. Doppia cerimonia in italiano e in tedesco. Mi dicono che stiamo per passare la linea. Ok, dalla regia mi dicono che è tutto pronto e dunque noi cediamo la linea a Cormons per la cerimonia e la telecronaca diretta del matrimonio. E lei il signor De Ganis Giorgio? Sì. E lei la signora Lin Petra? Sì. Also, Sie sind Herr Giorgio De Ganis? Sì. Sind Sie Frau Petra Lin? Ja. Il sindaco, un suo delegato, dà ora lettura agli articoli del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi fra loro. Also der Standesamt des als Bürgermeister gilt, liest die Artikel der Gesetze betreffend der Rechte und Pflichten der Eheleute. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alla propria sostanza ed alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Artikel 143. Gegenseitige Rechte und Pflichten der Eheleute. Mit der Eheschließung erhalten Ehemann und Ehefrau die gleichen Rechte und Pflichten. Mit der Eheschließung verpflichten sich die Eheleute zur gegenseitigen Treue sowie moralischen und materiellen Unterstützung. Beide verpflichten sich im Rahmen ihrer Kräfte und im Rahmen ihrer Arbeit am Familienleben teilzunehmen. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia, secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Artikel 144. Adresse der Familie und Wohnsitz. Die beiden Eheleute stimmen gegenseitig über einen gemeinsamen Wohnsitz und den Mittelpunkt ihres Lebens überein. Articolo 147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis. Also Artikel 147. Pflichten gegenüber den Kindern. Die Eheschließung verpflichtet die beiden Eheleute, ihre Kinder zu erhalten, zu erziehen und zu bilden, unter Berücksichtigung der Kapazitäten sowie der Begabung der Kinder nach dem Artikel 315 bis. Ora chiedo a lei, signor De Ganis Giorgio, intende prendere in moglie la qui presente Lin Petra? Sì.
Degani ist es ihr freier und fester Entschluss, mit der hier anwesenden Frau Petra Linde je einzugehen. Da antworten Sie mit Ja. E signora Petra intende prendere il marito il qui presente Deganis Giorgio? Sie. Wollen auch Sie, Frau Petra Linde, aus freiem Willen mit dem hier anwesenden Herrn Giorgio Deganis die Ehe schließen? Da antworten Sie mit Ja. Potete scambiare, Also jetzt wird ein Ringtausch stattfinden. In nome della legge dichiaro che il signor Deganis Giorgio e la signora Lin Petra, qui presenti, sono uniti in matrimonio. Also, dass Sie beide meine Frage übereinstimmend mit Ja beantwortet haben, stelle ich Kraft meines Amtes fest, dass Sie nunmehr rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Ci possiamo, senza limite, possiamo sederci, tutti impiegato sottoscritto dai celebranti e dai testimoni. In una sala aperta al pubblico, avanti a me il Claudio, ufficiale dello Stato civile del quorum ufficiale, sono personalmente comparsi Deganis Giorgio e Lin Petra. Giugno 1963, residente in Cormons, cittadinità Florian. Il 1 dicembre 1971, residente in Gams, corretto. Quindi prendete, i quali mi hanno richiesto di unire il matrimonio e questo effetto ai uniti di mio visto inseriscono dall'esame di tutti i precedenti documenti, risultando di nulla ostare intende di prendere in moglie la qui presente Lin Petra e a questa se intende di prendere in marito il benissimo, con questo nel vino per la pace che mi pare peraltro significativo. Ok, e io adesso prego, potete sedervi. Conosco Giorgio praticamente da sempre. Ich kenne Giorgio eigentlich seit schon immer. Seitdem wir jung In occasione dell'apertura del Bed and Breakfast del Muso Rustica, che venne a inaugurare in qualità di sindaco neoeletto, ma non ancora ufficialmente insediato. viele Erinnerungen und viele Episoden. Ein Beispiel dafür, der angenehme Zufall der Einweihung der Bed and Breakfast Domus Rustica. Fähigkeit und Eigensinnigkeit zusammen mit einer typischen nordischen Art, neue Impulse. E così, dopo un periodo prudente, hanno deciso consapevolmente di condividere un progetto di vita comune. A nome mio personale e dell'amministrazione comunale di Cormons che oggi gentilmente ci ospita, i migliori e molto frutti non solo di uva, ma soprattutto di autentica fedeltà e felicità.
Abbiamo i due novelli sposini, andiamo a sentire un po' le dichiarazioni a caldo, una bella giornata di sole, tra la cerimonia e la parte diciamo così conviviale c'è stato un po' di pioggia, dunque sposi bagnati, sposi fortunati. Sicuramente. Perché cos'è di particolare quest'oggi? Oltre al matrimonio, cioè vi unite insieme perché finalmente si consacra qualcosa di unico e particolare. Sì, è tutto particolare perché viviamo da 10 anni insieme e io volevo fare una festa perché sono 10 anni qua e in questo momento mi ha chiesto Giorgio vuoi sposarmi? E questa è la particolarità. Hai detto sì? E hai detto sì, ho detto sì, Ha sì. detto sì anche lui, no? È stata dura però, Mara, è stata molto dura. Senti, ma adesso si porta avanti qualcosa che è già seminato nel tempo. Vediamo. Intanto sicuramente un grande amore. E dopo soprattutto abbiamo... Vediamo perché dai vostri occhi sprizza qualcosa di unico. No? No, quello è il sudore che ci va giù. Diciamo sprizza, non toccai. Esatto. Ah, non avevo capito la battuta. Ecco, sai che io sono un po' particolare. Senti Petra, allora abbiamo visto molti tuoi amici, molti tuoi compaesani, possiamo dire. È ovvio, ho lasciato 10 anni fa Austria, ma per fortuna ho ancora tantissimi amici austriaci che hanno fatto un po' di chilometri per festeggiare la festa con noi e questa è una bellissima cosa perché l'amicizia rimane. L'amicizia rimane perché poi si consolida nel tempo. Esatto, e oggi sicuramente diventa una bella festa perché è una festa austriaca italiana e si vede che è un bel ambiente, Una festa bilingue. Senti, io non capisco il furlan, però tu sei furlan di là dal club, no? Insomma, hai detto una festa austriaca, dunque un po' Però è dura farla in Italia, imperiale, no? Sì. Diciamo europea, dai, diciamo europea. Anzi, ti dirò di più, mondiale, perché abbiamo anche un ospite giapponese. Abbiamo visto. Il quale si sta scoprendo molte nostre tradizioni. Pericoloso secondo te è un oltrepassaggio verso il sollevante? assolutamente no. Subito. Insomma, come sarà questa prima giornata ufficiale? E la vedo alcolicamente molto dura. Ma noi siamo qua, a colori in Full HD. Aperto per tutti. Possiamo aprire le danze? Sicuramente. Musica! Sì.